Apocalisse capitolo 7. E i servi di Dio segnati in fronte. A roba che si vedete 4 angeli che stavano i 4 puntoni alla terra e fermavano i 4 venti perché non sciusciassero più in coppa a terra, né in coppa al mare e manco in coppa a nessuna pianta. Vedete buonato angelo che salieva a rinda a terra e lavando e tenevano un sigillo di Dio vivente rinda in mano soia. E chissà che a voce agli altri diceva a chi li 4 angeli che avevano avuto il comando di smantellare la terra. Non smantellate né a terra né a mare, e manca e chianda, sino a quando noi non abbiamo fatto un mirco, rodino e in coppa a fronte tutte le serve sue. Poi sentite un numero di tutti quelli che erano stati segnati con quello mirco. Erano 144.000, tutti quelli che erano stati segnati a rinda a tutte le tribù di Israele. A rinda tribù di Giuda 12.000, a rinda tribù di Ruben 12.000, a rinda tribù di Gad 12.000, a rinda tribù di Aser 12.000, a rinda tribù di Neftali 12.000, a rinda tribù di Manasse 12.000, a rinda tribù di Simeone 12.000, a rinda tribù di Levi 12.000, a rinda tribù di Isaacar 12.000, a rinda tribù di Zavulon 12.000, a rinda tribù di Giuseppe 12.000, a rinda tribù di Beniamino 12.000. O trionfo degli eletti in cielo. Dopo tutte queste, vedete una folla tanta rossa che nessuno era capace di raccontare. Appartenevano a ogni nazione, a ogni popolo, erano genimi assai diversi, e ognuno di loro parlava una lingua assai diversa l'una all'altra. Tutta questa gente stava innanzi al trono del Signore, innanzi ai figli suoi. Erano ravviati in veste assai anche, che tenevano in mano frasche e parme, con una voce assai potente dicevano: a salvezza appartiene al Padre Eterno, Dio nostro, che sta settato in coppa al trono suo Chinerolia, e al figlio suo Gesù Cristo. Tutti l'angelo che stavano attorno al trono suo, tutte le vegliarde, e che gli 4 esseri vivi si denucchiavano innanzi al trono suo, si mettettero la faccia in terra, e tremendo adoravano il Signore e dicevano: Amen, innanzi a Dio nostro, la lode, la gloria e la sapienza, la riconoscenza, l'onore, la potenza e la forza, per tutti i secoli e i secoli. Amen. Poi uno che li vegliardi salutai a me mi dicette: chi sono e a dove vennero tutti quelli che sono vestuti con una veste bianca? E egli rispondette dicendo: Signore, tu lo sai meglio di me. Sì, rispondette quello. Chi sono tutti quelli che sono passati per tutta quella afflizione assai rossa? Hanno pulizzato le vesti loro rindo il sangue dell'agnello che è stato acceso per loro. E le vesti loro sono diventate bianche come la neve, perché stiamo stando innanzi al trono del Signore. Io servono notte e giorno rindo il santuario suo. E chi che si sta settato in coppa al trono suo sarà sempre vicino a loro. Non avranno più né fame né sete, non malapotranno più a soccogni e a calimbro sole, perché l'agnello che sta in coppa al trono sta nella tenda sua in quello ognuno è loro. Sarà come un pastore che proteggerà i pecore suoi e l'accompagnerà in dei suggivi chine e acqua, e a farà vivere che l'acqua che era loro la vita. Dio astuglierà tutte le lacrime a rinda all'occhio loro.